Le fiamme in pochi minuti lo hanno completamente avvolto e divorato. Se n'è andato così il drago di Vaia, l'opera d'arte dell'artista altopianese Marco Martalar, posizionata a Lavarone sull'Alpe Cimbra. Ecco ciò che rimane del grande drago, alto più di 6 metri, costruito con 2000 scarti di arbusti, legno di risulta della tremenda tempesta Vaia. È grande lo sconforto dello scultore. Pensare a tutto il tempo che ho dedicato a fare quell'opera lì, che in 20 minuti sia andata persa, è proprio tanta fatica per fare, poca per distruggere, è proprio così. Il rogo è scoppiato ieri sera poco prima delle 22 con fiamme visibili anche da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non è esclusa la pista dolosa. Quando è la natura fare un disastro, la comprendi, la capisci, no? Perché non lo fa in maniera colpevole. Quando invece l'essere umano farlo, allora sì, è difficile da metabolizzare. Un'opera che aveva richiamato migliaia e migliaia di visitatori e anche oggi sono molte le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incendio. È forte il dispiacere della comunità di Lavarone. Ma lo rifarà il drago? Adesso è troppo, cioè non può essere, non puoi fare una cosa che è unica, cioè ogni pezzo è unico, non lo puoi ricostruire da zero, cioè, boh, adesso come adesso non mi viene in mente niente, come, non so. Sono qui, sono venuti su delle persone anziane che piangevano proprio come aver perso un caro,